L'identità friulana è una delle identità regionali che arricchiscono, diciamo, il panorama europeo, per cui è importante dare il massimo della visibilità e il massimo della conoscenza, come ovviamente le altre identità. Quest'oggi ci troviamo qui al Città Fiera per celebrare la festa della patria del Friuli, sarà uno degli appuntamenti dei quasi 100 sul territorio, per cui siamo contenti un po' di dare questo contributo in una bella mostra organizzata anche in collaborazione con la Società Filologica Friulana, che quest'anno compie 100 anni. Innanzitutto parti il saluto dal professor Federico Vicario, che è il nostro idean, e di tutti i soci da Filologiche Furlane, che sono ben 3.500. Ecco, i siamo onorati di sei presenti anche praticamente, quindi anche con un nostro tabellone con le nostre specifiche iniziative a queste mostre curate dall'Arlef. Non sia difficile spiegare perché sostenere la riscoperta e la valorizzazione della propria lingua, della propria cultura e quindi della propria terra, della propria identità. E mai come in questi momenti di grandi comunicazioni con tutto il mondo, quindi di globalizzazione, è importante riscoprire e amare la propria identità per poter riscoprire e anche amare l'identità degli altri. Non vuole essere contro nessuna altra identità e cultura, ma vuole essere una riscoperta del proprio valore per evitare quell'effetto frullato che la globalizzazione corre il rischio di portare. È bello avere un mondo pieno di identità e di culture e iniziamo a riscoprire anche la nostra. L'importanza è legata anche al fatto che celebriamo oggi, cioè la festa del Friuli il 3 aprile, che ricorda la nascita dello Stato patriarcale. Qui in questa mostra abbiamo degli elementi che ci fanno vedere come è nato il Friuli come territorio, no, storico, e poi si approfondiscono gli aspetti costitutivi della lingua friulana e anche delle altre lingue della regione.